Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Palermo, restituita alla famiglia la salma del bimbo che ha perso la vita annegando nella piscina di casa. Sferracavallo, per gli investigatori si è trattato di un irreparabile incidente. Lunedì i funerali. Il caso del gesso cartonato all'ospedale di Patti. Arrivano i primi provvedimenti, rimossa la responsabile del pronto soccorso. Il presidente Schifani assicura che le verifiche continueranno. Il dramma siccità in Sicilia si trasforma in una battaglia all'ultima goccia tra i territori. Il comune di Sciacca accusa la regione di avere dirottato la propria acqua a Trapani. Intanto la mancanza di pioggia sta azzerando i raccolti. Per il grano si stima un calo fino al 70%. La Sicilia che brucia, un vasto incendio tra Scicli e Modica nel Ragusano minaccia le case. A Francofonte nel Siracusano si contano i danni del rogo che ieri ha distrutto alcune abitazioni. Angeli a quattro zampe per soccorrere i bagnanti in difficoltà. Alla playa di Catania entrano in azione i cani di salvataggio. Uccio dei Santis riabbraccia la Sicilia nel suo spettacolo a Zafferana Etnea, in scena freddure e comicità insieme ai volti storici di Mudu, la trasmissione televisiva che lo ha fatto conoscere in tutta Italia. Calcio, il Palermo batte l'Oxford 2-0 in amichevole, il successo firmato da Saric e Insigne. Bentrovati, è stata restituita alla famiglia la salma del piccolo Enrico che ieri pomeriggio è annegato nella piscina di casa a Palermo, nella frazione marinara di Sferracavallo. Oggi sarebbe stato il suo terzo compleanno. Simona Mazzone. Avrebbe compiuto 3 anni oggi il piccolo Enrico, il bimbo annegato ieri pomeriggio nella piscina della villa dove abitava in via Tritone a Palermo. La sua salma è stata restituita alla famiglia. Per gli investigatori si è trattato di un terribile incidente. Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato di San Lorenzo. Una morte agghiacciante. Il bambino dormiva con il padre sul divano, la madre con l'altro figlio in un'altra stanza. Si è svegliato, ha aperto l'infisso di casa ed è uscito fuori cadendo in acqua. I genitori si sono accorti di quanto accaduto poco dopo. Un risveglio atroce, il piccolo era in fondo alla piscina. La rianimatrice del 118 per un'ora ha tentato ogni manovra affinché il suo cuoricino tornasse a battere, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il padre è un informatore scientifico di 48 anni che con il fratello ha creato diverse app per la salute delle mamme in gravidanza e per i nascituri. La mamma rappresentante di una ditta di prodotti di bellezza. I funerali saranno celebrati lunedì 5 agosto alle 9 nella chiesa di Santa Teresa a Palermo. E torniamo adesso al caso dell'ospedale di Patti, ormai diventato famoso il gesso cartonato, ovvero appunto non le stecche ma il cartone per una frattura. Arrivano i primi provvedimenti dell'ASPA di Messina ma anche della commissione ispettiva. Il presidente Schifani però assicura che le verifiche non si fermeranno. Francesco Triolo. Arrivano i primi provvedimenti dopo il caso della frattura di un paziente bloccata con scatole di cartone all'ospedale di Patti. L'ASP di Messina, infatti, dopo aver incaricato una commissione ispettiva che ha ancora in corso le verifiche su quanto accaduto nella struttura sanitaria, ha intanto sollevato dall'incarico la responsabile facente funzione del pronto soccorso, ma non per la vicenda in sé, ma perché lo stesso incarico era stato conferito nel 2021 con modalità non conformi alla normativa vigente contrattuale di categoria. Inoltre l'ASP ha chiesto di avviare un procedimento disciplinare anche nei confronti del direttore sanitario del barone Romeo di Patti per la mancata vigilanza in ordine alle procedure di approvvigionamento. Stessa richiesta nei confronti della caposala per mancata gestione dei magazzini farmaceutici di reparto e conseguente mancato approvvigionamento dei dispositivi medici. L'ASP ha inoltre comunicato all'assessorato regionale alla salute che gli immobilizzatori monouso sono già stati consegnati e l'episodio è ascrivibile ad una precisa scelta professionale del medico che ha assistito l'utente con modalità che sono sembrate del tutto inappropriate. Lunedì arriveranno intanto gli ispettori dell'assessorato che dovranno autonomamente accertare
le responsabilità gestionali e le carenze organizzative dell'ospedale. Ma non si tratterà di un'attività isolata, ha detto Schifani, che ha disposto una verifica completa affidata ad una commissione tecnica di valutazione di tutti i pronto soccorso della Sicilia. Intanto anche la Procura di Patti ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Si tratta al momento di un fascicolo conoscitivo, ma nei prossimi giorni potrebbe cambiare. I DPM potrebbero indagare per omissioni d'ufficio, ma al momento è solo un'ipotesi. E veniamo al tema della siccità che coinvolge ormai davvero tantissimi, quasi tutti i comuni siciliani. A farne le spese, oltre ai cittadini, sono i raccolti e il bestiame. Mentre si tenta di tamponare dove si può la carenza idrica, il comune di Sciacca accusa la regione di avere dirottato la propria acqua a Trapani. Simona Mazzone. Il dramma siccità in Sicilia si intensifica e fa scattare una battaglia all'ultima goccia tra comuni. Sciacca denuncia l'interruzione improvvisa dell'erogazione idrica. L'acqua destinata al nostro territorio è stata dirottata verso la provincia di Trapani, tuona l'assessore alle attività produttive del comune. E poi l'appello alla regione e al presidente Schifani affinché ponga fine a quella che da Sciacca definiscono la guerra dei poveri. Si cerca di tamponare dove si può. Acqua dirottata anche in alcune frazioni dell'Agrigentino, particolarmente colpite dalla crisi idrica. Qui la Protezione Civile si sta impegnando in una distribuzione straordinaria in collaborazione con la regione siciliana, che ha inviato 6 autobotti. E ad Agrigento tensioni durante la marcia popolare per l'acqua, contestato il presidente dell'AICA, l'ente gestore del servizio idrico, che si è dovuto allontanare con l'aiuto delle forze dell'ordine. Qui la popolazione da anni subisce una forte carenza idrica. Io ho 62 anni e protesto da quando ne avevo 10. 50 anni di false promesse. Siamo stanchi e stufi di sentire sempre le stesse cose. Da noi l'acqua nella nostra zona non arriva da 50 giorni. Intanto si moltiplicano i disagi legati alla mancanza di pioggia che sta azzerando i raccolti come quello del grano, dove si stimano cali fino al 70%, così come in frutta e ortaggi, e difficoltà anche sulla vendemmia e il raccolto delle olive, secondo il monitoraggio della Coldiretti, mentre nelle stalle continuano a morire gli animali. E la Sicilia brucia ancora. Nel pomeriggio è divampato un vasto incendio nel Ragusano tra Scicli e Modica e oggi, pensate, sono state 25 le richieste di intervento aereo. A Francofonte, nel Siracusano, si contano ancora i danni del rogo che ieri ha distrutto anche alcune abitazioni. Francesco Aloi. Sono giorni di superlavoro per vigili del fuoco e protezione civile anche dall'alto. Le colonne di fumo si vedono a distanza. Qui siamo nel Ragusano, tra Scicli e Modica. Le fiamme hanno lambito persino il cimitero ed alcune abitazioni. A Francofonte, nel Siracusano, si contano ancora i danni. Qui c'è anche chi ha perso la propria casa. Abbiamo visto praticamente finire la casa in tutti i sensi, proprio finire dall'inizio alla fine senza poter fare niente, ed è la cosa più brutta che possa proprio accadere. Abbiamo evacuato subito perché non si poteva stare qua. Il gattino l'ho dovuto ricoverare perché è rimasto a casa e all'ospedale. Quindi l'unico ferito possiamo dire è il suo gattino? Sì, purtroppo sì. Una trentina le famiglie sfollate, 6 quelle che hanno subito più danni, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Siamo stati molto fortunati nonostante il dramma, le fiamme, la cogitazione di quel momento. Non ci sono persone ferite, non abbiamo avuto decessi. I ricordi e i sacrifici di una vita andati in fumo nel giro di poco. Abbiamo perso tutto, si può dire. Tutto, sì. Ricordi, anni di sacrifici, si ritrova senza nulla. Caldo e afa sicuramente fanno la loro, ma dietro a questi incendi è quasi certa la mano dell'uomo. A Palermo i rifiuti allontanano i turisti e l'allarme lanciato da Federalberghi della città sull'emergenza appunto rifiuti. Intanto continuano i roghi di spazzatura ad essere incendiati. Sentiamo. Emergenza senza fine, i rifiuti continuano ad assediare la città di Palermo e le cartoline che arrivano da determinati quartieri sono più che desolanti. Ecco allora che arriva l'allarme di Federalberghi sulle possibili disdette dei tanti turisti. È una situazione che sta diventando realmente raccapricciante, indecorosa dal punto di vista dell'immagine
che stiamo dando ai tanti turisti che stanno scegliendo Palermo per queste loro vacanze. Non possiamo permettere ciò che abbiamo creato e costruito negli ultimi anni, soprattutto nel centro storico, il centro storico che era un po' il fiore all'occhiello della nostra città dal punto di vista turistico, che oggi sembra abbandonato ma anche pieno di rifiuti, e quindi non si parla più di periferie, probabilmente qualche periferia probabilmente oggi è anche più decorosamente presentata, ma il centro storico che per noi diventa un polo economico importante. Anche la scorsa notte i vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti per spegnere le fiamme e i cumuli di spazzatura abbandonati per strada e dati alle fiamme allo ZEN e al CEP. I roghi sono stati segnalati nelle vie Rocchi Marciano e Fausto Coppi, impegnando diverse squadre di pompieri. Interventi anche al CEP in via Zumba e in via Giacinto Calandrucci, dove la polizia municipale ha chiuso il traffico per consentire alle squadre antincendio di operare in sicurezza. Il grande caldo in questo primo fine settimana di agosto, che fa registrare anche un'allerta da bollino nero per quanto riguarda il traffico. Entra in vigore anche la norma sullo stop al lavoro dalle 12:30 alle 16 se la temperatura supera i 35 gradi. Francesco Triolo. Sarà una settimana calda, molto calda, sotto diversi punti di vista, intanto quello meteo, perché già da oggi si potrà notare come il caldo afoso non accenderà a diminuire, con temperature massime fino a 42 gradi. Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina. Con queste temperature entra in azione anche la norma che prevede in Sicilia che gli operai impiegati dai cantieri autostradali e ferroviari ai vivai, alle attività delle campagne, tutti esposti al sole cocente fino agli ambienti industriali e artigiani non climatizzati o con macchinari che producono calore, che possano fermarsi dalle 12:30 alle 16 quando la temperatura supera i 35 gradi. Una norma sulla quale hanno spinto tanto i sindacati. È un decreto applicativo sostenuto peraltro anche dalle disposizioni conseguenti che si determinano con l'INPS, mi riguardano ovviamente le casse integrazioni che dovranno essere messe in campo per i lavoratori. È un aspetto che noi all'interno del quadro più complessivo delle azioni che stiamo portando in campo sulla salute e sicurezza del lavoro abbiamo realizzato. Il caldo non è amico nemmeno di chi si mette in auto in questo primo weekend di agosto, che vede bollino nero per il traffico. Tra le tratte inserite ci sono anche la 19 Palermo-Catania e la 29 Palermo-Mazzara. Intanto è stato riaperto al traffico il viadotto Cannatino lungo l'autostrada A19 tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato, mentre domani dovrebbe essere riaperta la galleria Telegrafo a Messina in direzione Catania. E intanto si registra un incidente sulla Palermo-Catania all'altezza di Petralia Sottana. Sono 5 le persone ferite, una vettura è finita sulle barriere metalliche e poi è andata in fiamme. E adesso notizia da Catania: crea un vero e proprio parapiglia a bordo di uno scooter prima di essere bloccato dalla polizia. Un quindicenne senza patente non si è fermato all'alta degli agenti, ha travolto un ciclomotore guidato da una signora che è caduta a terra, non ha soccorso la donna ed è scappato mentre una trentina di persone del rione hanno cercato di agevolare la sua fuga. Gli agenti sono comunque riusciti a fermarlo. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e omissioni di soccorso ed è stato riaffidato ai genitori. È una scena assai più edificante di quella che vi abbiamo appena raccontato. Si è svolta oggi a Catania e continuerà a svolgersi sul litorale della Playa, perché lì entrano in azione gli Angeli del Mare, 4 cani Labrador che presidiano il litorale per una balneazione più sicura. Tonino De Mana. Emma, Otto, Tiago e Cora, 4 Labrador, angeli del mare a 4 zampe pronti ad entrare in azione alla Playa di Catania. Eccoli all'opera, spiaggia libera numero 3, richiesta di soccorso, donna in difficoltà in acqua, annaspa, si agita e chiede aiuto. È l'ora X, Otto parte, nuota, raggiunge la persona da soccorrere e la porta a riva. Niente paura, era solo una dimostrazione, quanto basta per capire l'importanza dell'attività di prevenzione, controllo e sicurezza in mare garantita dal Comune di Catania in collaborazione con l'associazione Cani Salvataggio. Durante il fine settimana l'aumento delle persone, sia locali che turisti, è esponenziale, quindi serve un supporto, un aiuto ai bagnini per controllare e per dare maggiore sicurezza. Loro lo segnalano intanto guardando e poi abbaiando verso il mare, perché capiscono che c'è una situazione anomala. Poi sta a noi ovviamente conduttori capire se è il caso di intervenire o non intervenire.
Simulazione e esibizione davanti a centinaia di bagnanti per la soddisfazione dell'assessore al mare Guzzardi. Sì, è un'attività che già da diversi anni viene fatta. Noi come amministrazione Trentino siamo ben lieti di continuare questa attività, perché comunque non solo dal punto di vista della salvaguardia delle spiagge, quindi loro fanno il litorale dalla spiaggia numero 3 alla numero 2, ma anche per avvicinare quelle che sono le famiglie e i bambini soprattutto agli amici a quattro zampe. Nell'anno 2024-2025 questo progetto verrà portato in inverno anche all'interno delle scuole di Catania. Attraverso le unità cinofile dell'Associazione Cani Salvataggio verrà assicurato il controllo costiero per tutti i fine settimana di agosto, con base operativa alla spiaggia libera numero 3 e relativo pattugliamento del litorale della playa. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, dopo che l'analisi dell'ARPA ha registrato valori superiori alla norma della presenza di una microalga marina tossica, ha emesso ordinanza che dispone il divieto di balneazione in uno specifico punto di una delle due anse della baia di Isola Bella. È stato anche disposto il divieto di balneazione a Capo Taormina in corrispondenza della cosiddetta Grotta del Giorno per motivi di sicurezza dovuta alla possibilità di ricaduta di macigni. Adesso torniamo a Catania, vi mostriamo le immagini di Piazza Santa Maria di Gesù dopo i lavori di restyling e con la fontana monumentale illuminata che era ormai spenta da quasi un decennio. Un intervento di riqualificazione importante che ha riguardato oltre alla fontana anche le grandi aiuole con gli alberi di ficus che ne avevano dissestato in più punti la perimetrazione, con un occhio di riguardo alla cura degli spazi a verde e a una illuminazione che ne esaltasse il loro valore storico e botanico. Adesso ci fermiamo, c'è una brevissima pausa e torniamo subito dopo. Vi porteremo a Lampedusa dove spira il vento del nord. C'era anche l'attrice Kasia Smutniak, una premiata per il suo documentario Mur, sul palco a Lampedusa con i giovani protagonisti del film Io Capitano di Matteo Garrone per la rassegna cinematografica Vento del Nord, il servizio. Ricostruiamo un'umanità nuova, un'umanità dove non ci sia distinzione di razza, di colore, di religione, ma convivere insieme in sinergia. Sono ancora emozionati i giovani protagonisti del film Io Capitano di Matteo Garrone. Tornano a Lampedusa ma non dimenticano i tanti migranti che non ce l'hanno fatta e accendono la serata della rassegna cinematografica Vento del Nord. Anima dell'organizzazione da 16 anni Laura Dellicolli e Massimo Ciavarro. È giusto che se ne parli e che venga abbinato in ogni caso anche al divertimento, anche alla spensieratezza, alla bellezza dei film italiani, delle commedie. Però ecco, su 7 giorni di proiezione, un giorno che si parla del problema principale di Lampedusa che è l'immigrazione, mi sembra una cosa giustissima. Sul palco quest'anno l'attrice e regista Kasia Smutniak, premiata per il suo documentario Mur. Un viaggio, una partenza, insomma, il viaggio mio personale, un ritorno alle radici, però è un on the road, è un viaggio che incrocia altri viaggi di altre persone, con altre storie. E queste storie sono spesso delle storie disperate, difficili, è molto difficile anche da raccontare. Lampedusa per me è un po' come questo piccolo posto ai confini del bosco bielorusso. Per una volta l'anno così arriva la settimana del cinema sotto le stelle dedicata a chi abita l'isola e ai turisti. Grande attenzione poi ai giovani protagonisti come giurati nei laboratori di cinema che hanno inaugurato la prima videoteca. Grazie alla data di Zafferana Etnea, Uccio De Santis riabbraccia la Sicilia. Non a caso il comico pugliese è diventato uno dei beniamini del pubblico appunto dell'isola. Buongiorno amici, sei giorno, buon pomeriggio, sei pomeriggio, Buonasera, buonasera. No, buonasera, buonasera, no, buonasera, sera.
Pugliese Doc con in attivo una lunga serie di sold out nei teatri di tutta Italia, Uccio De Santis arriva anche in Sicilia con lo spettacolo Non so che fare prima. In scena insieme a lui ci saranno i volti storici di Moodoo, la trasmissione televisiva che lo ha fatto conoscere in tutta Italia. Lui è Giacinto Lucariello, lui è Umberto Sardella e lei... Antonella Genga. Antonella Genga, tutti e 4 signori su quel palco a Zafferana Etnea. Amore, io vado a dormire. Ti volevo ricordare che ti amo. Anch'io. Io ti amo di più. No, anch'io vado a dormire. Esilarante, comico per vocazione, come lui stesso ama definirsi, protagonista di un arrestabile successo. Con lui la battuta è sempre dietro l'angolo. Vabbè, ho un problema. Quante volte te lo devo dire? Io. Non esiste tra noi due. Siamo una coppia felice, condividiamo tutto. Abbiamo. Qualsiasi cosa è di tutte e due. Abbiamo, no. Ok? Vabbè. Effettivamente. Dunque, niente. Volevo dire che abbiamo messo incinta la mia segretaria. Un'altra pausa, poi la vittoria del Palermo contro l'Oxford. Adesso il calcio, subito Marco Gullà per la vittoria inamichevole del Palermo contro l'Oxford. Un'altra amichevole vinta, un altro test che certifica i progressi del Palermo. Altra vittoria in terra inglese per la formazione rosanero. La squadra di Dionisi, dopo aver battuto il Leicester, vince contro l'Oxford grazie ai gol di Saric e Insigne. Un successo che dà fiducia in vista del debutto ufficiale in programma a Parma in Coppa Italia la prossima settimana. Il Palermo fa la partita nel primo tempo, ha occasioni importanti per andare in vantaggio, ma non riesce a concretizzare. L'Oxford tiene botta e riesce anche ad andare vicino al gol. Nella ripresa i rosanero sono più aggressivi e trovano la rete con Saric al 17esimo. Insigne in buca per il centrocampista che si inserisce in area di rigore sul filo del fuorigioco e con un destro potente sul primo palo trafigge il portiere dell'Oxford. Dopo 3 minuti arriva il raddoppio, questa volta ad opera di Insigne, lesto a sfruttare l'assist di Brunori e segnare con un preciso sinistro sul primo palo. Il Palermo nel finale va vicino al tris, finisce 0-2, una partita che fa aumentare i giri del motore rosanero, quasi pronto ormai per il debutto stagionale. Palermo che martedì si ritroverà a Veronello in vista proprio del match di Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.